Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi mi trovo in un luogo unico che sembra sospeso nel tempo, un borgo medievale che pensate costituisce la fine del percorso di pellegrinaggio del cammino di San Giacomo. Inizia a Caltagirone e finisce qui, Capizzi. Oggi vi raccontiamo la sagra del tartufo. La nostra sagra ormai è giunta alla nona edizione del Fiore all'Occhiello di tutta la Sicilia. Da noi si svolgerà quest'anno il 20, 21 e 22 ottobre. Il 20 apriremo la sagra, il 21 poi tutta la giornata saremo impegnati con dei convegni in mattinata, poi abbiamo dei gruppi folcloristici, degli artisti di strada e poi fino alla sera dove si esibirà Angelo Tardelli, mi pare si chiama I Picciotti, è un noto gruppo siciliano molto famoso. Dimenticavo che venerdì sera in apertura di sagra abbiamo il concerto del Giardino dei Semplici. Poi proseguiremo la domenica con l'escursione al Bosco della Tassita. Noi abbiamo un bosco nel Parco dei Nebrodi meraviglioso, quindi ci sarà un'escursione programmata, ci sarà pure un altro convegno sull'Italia del tartufo, ci sarà poi la cerca del tartufo, la dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo e sempre tutta la giornata il nostro borgo sarà lietato da musica, gruppi folk, artisti di strada e quindi sarà una giornata fantastica. La sagra si svolge nel centro storico di Capizzi, un centro storico ricco di palazzi e antiche case nobiliari, dove verranno allestiti appositamente degli stand, dei gazebo, dove si potrà mangiare il tartufo sicuramente, ma anche i prodotti tipici del nostro territorio. E poi un'altra bella particolarità è che noi fino a pochi anni fa sconoscevamo di avere nel nostro territorio il tartufo, quindi dobbiamo apprezzare anche la fantasia dei produttori locali che si sono scommessi e hanno provato a integrare il tartufo nei nostri prodotti tipici. Quindi vi aspettiamo a Capizzi per visitare uno dei borghi più belli di Sicilia.